Ci siamo, manca ancora un minuto, poi la terna arbitrale. Ci sono! Possiamo far sentire il fragore delle mani di Mogliano Veneto e benissimo anche l'appoggio della voce. Allora andiamo a presentare le squadre che scenderanno in campo. Io mi hanno diramato anche la formazione della squadra locale, sembrano proprio gli elenchi dell'ufficio anagrafe, c'è tutto il paese, praticamente non manca nessuno in quanti siete in 40. Allora, un applauso corale per Claudio Ceccon, al numero 1, 2, Salvatore Bellino, Ulisse Giabardo, ad un passo avanti Gianni Cestaro, lui è anche sponsor, lo applaudiamo il doppio, Paolo Scomparin, Andrea Costantini, Giovanni Battista Coletti, Pierpaolo De Pazzi, Renzo Prete, eccolo lì, Dario Galletti, Alberto Gherardi, Giorgio Coppaloni, eppure lui, Ruggero Vio, Luca Lenti, Ruggero Vio il capitano, addirittura, complimenti. Poi abbiamo Beppe Baldo, Marco Gaiba o Gaiba, Gaiba è giusto, Marco Pistellato, Alessandro Sartori, Loris Mazzetto e Michele Gaiba o Gaiba. Va bene, allora questa è la squadra che difenderà i vostri colori. Prima di presentare la Nazionale Calcio TV, un saluto anche alla terna arbitrale dei signori Bolzanella, Sessolo e Stevanato. Eccolo qua, quello che c'ha la faccia da Sessolo è l'uno e il pane dei due. Benissimo. E allora, attenzione, adesso vorrei un po' di tifo di parte, in fondo è anche la mia squadra. Andiamo a salutare la Nazionale Calcio TV. In porta a difendere i pali un musicista, Fabio Gangi. Vicino a un musicista abbiamo schierato un cantante, Marco Anelli. E poi attenzione, record di presenze della Nazionale, il gladiatore della fascia sinistra. Giocherà con una gamba perché è infortunato ma voleva esserci. Grande applauso a Roberto Baffo da Crema. Da quelli che il calcio porta nel nome nel DNA tutti i geni del talento calcistico, Matteo Materazzi. Da Zelig, quindi dal trio Boiler, Davide Bagnate. Sempre il talento calcistico in campo da campioni numero 1, prima edizione Fabio Maffini. E quindi continuiamo a sorridere da Zelig e da Colorado Caffè, Nando Timoteo. Sempre da Colorado Caffè, meglio noto come il principe cacca, Giampiero Peroni. E ora attenzione, perché lui è un attaccante dalle 1000 sorprese. È un arcano proprio dal punto di vista ormonale, oltre che fisico. Lui è il vespone di Striscia la Notizia, Giampaolo Fabrizio. Eccolo! Attenzione! Volete farvi un regalo? Incitatelo perché lui quando segna fa vedere molto di più
quindi incitiamolo. E poi allora da campioni 1 e uomini e donne ha rubato il posto a uomini e donne a baffo da crema, lui è Emanuele Morelli. Da Colorado Caffè, un altro idolo dei nostri schermi, Paz. Allora sai l'ultima, Marco Novaresi. Alla redazione di Striscia la Notizia, Alessandro Corallo, lo saluteremo dopo. E poi attenzione, lui è dei Turbolenti, meglio noto come Chicco D'Oliva, Gianluca. Attaccante molto prolifico e poi difende la porta qui vicino a San Donà, è amico di Morelli di cui è compagno di squadra Rudy Dall'Arche. Da Colorado Caffè Alex De Santis e poi un altro talento veneto da Ballando con le Stelle, Rudy Smaila. Bene, le formazioni sono composte, attenzione, noi non abbiamo l'energia, la forza di giocare se non con la benedizione, la carica e l'energia appunto del nostro vessillo e soprattutto compagno di tante avventure televisive. Signori, la musica e accogliamo lui! Santo per la gente! Una velina notte, ci sono questo sul regno. Che una roba importante, si diventa anche più belli. Bella gente, grazie ancora. Uè, Besughi, vi lascio al pallone. Fate il tifo per noi che ce l'abbiamo bisogno. Ciao bella gente. Santo per la gente! Bene, 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 le squadre intanto si schierano. Attenzione, prima di schierarsi e di salutare i testimonial di d'eccezione della nostra manifestazione, un momento solenne come si conviene alle grandi manifestazioni sportive.